Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori, un grazie a questa generosa Radio Libertà che ci ospita. Umanitaria Padana è una Onlus che si occupa di aiutare i popoli a casa loro. Oggi è una giornata però che dedichiamo a due cose importanti. La prima sarà il cordoglio per un amico di Radio Libertà che è Umberto Bossi, che è mancato, che sarà ricordato in termine della trasmissione da Sara Fumagalli, ma la prima parte sarà dedicata alle ragioni del sì, una ragione del sì per la giustizia, una ragione del sì, del voto di domani e di dopodomani per la libertà, ma soprattutto un sì per la vita. Ascoltiamo ora un intervento di Simone Pillon, amico della nostra associazione. Ma intanto vorrei ringraziare Massimo Polledri per l'invito e vorrei salutare il caro amico professor Mario Esposito che insieme con me illustrerà oggi le ragioni del sì al referendum. Dunque, la questione referendum è nella sua complessità in realtà molto semplice. I punti della riforma sono tre, e cioè da una parte la separazione delle carriere, dall'altra la cessazione di ogni forma di margine di manovra per le correnti, e questo grazie al sorteggio per la nomina dei membri del CSM, e la terza è la questione della responsabilità disciplinare dei giudici con la costituzione dell'Alta Corte Disciplinare. Per quanto riguarda il primo aspetto, separazione carriere, cioè l'aspetto è di una semplicità e di intuitività per cui veramente non capisco chi sostenga il no a questa riforma, se non per ragioni politiche strumentali, cioè per dare un colpo al governo. Allora, il pubblico ministero e il giudice devono avere carriere separate, non devono essere amici, non devono essere figli dello stesso concorso, e tutto questo per una serie di ragioni molto elementari. In primo luogo perché fanno due lavori diversi e quindi servono specializzazioni diverse. Un conto è essere bravo a cercare le prove per assicurare i colpevoli alla giustizia, un altro conto è essere invece super partes e giudicare con equilibrio le cause che vengono proposte. Quindi il giudice deve fare il giudice, il pubblico ministero deve fare il pubblico ministero. Sono due lavori diversi, sono due mestieri diversi, esattamente come l'avvocato non fa il notaio e il notaio non fa l'avvocato, allo stesso modo il pubblico ministero non può fare il giudice e viceversa. Poi c'è un altro problema, la contiguità, cioè come faccio io, cittadino che devo essere giudicato, a ritenere che il giudice che mi deve giudicare sia terzo e imparziale quando appartiene magari alla stessa corrente politica del pubblico ministero, sono amici dai tempi del concorso, si frequentano, hanno le stesse frequentazioni, magari uno ha votato per l'altro per la nomina del CSM, eccetera, eccetera, vengono giudicati dallo stesso CSM, vengono spostati, promossi, eccetera, dallo stesso CSM, cioè non funziona così, no? Il giudice deve essere terzo e imparziale, lo dice la Costituzione. Per quanto riguarda il secondo aspetto, e cioè il sorteggio, il sorteggio è uno strumento che appartiene alla giustizia fin dall'inizio dei tempi. Si gettava la sorte quando una causa non poteva essere stabilita, si affidava alla cosiddetta dea bendata, cioè proprio la giustizia viene rappresentata come una dea bendata che da una parte porta la bilancia e dall'altra porta la spada bendata, perché non appartiene a nessuna logica umana, ma deve essere super partes. Quindi il fatto che si sorteggino persone per decidere delle carriere dei loro colleghi è qualcosa di assolutamente normale. Pensate che oggi, per esempio, la Corte d'Assise, che giudica i reati più gravi, ha nella propria composizione giudici popolari che sono sorteggiati, scelti a sorteggio tra i cittadini italiani, quindi la platea è amplissima. Perché il sorteggio? Beh, perché fino ad oggi abbiamo visto cosa succedeva con l'elezione. Io ti voto a te, però dopo tu, quando io ti chiedo il trasferimento, mi mandi dove voglio io,
quando ti chiedo la promozione, se sei della mia stessa corrente, fai quello che dico io, eccetera. Sta roba qua non può funzionare. Quindi il sorteggio è sacrosanto. Tra l'altro era la stessa sinistra che chiedeva sia la separazione del carriere sia il sorteggio, sinistra, 5 Stelle, Travaglio, li abbiamo sentiti tutti. Adesso invece, siccome l'ha proposta la Meloni, allora non va più bene, no? Vabbè, però ragazzi, cioè, se continuiamo con questa logica che se il ponte sullo stretto di Messina lo fa la Lega allora non va bene, se invece lo fa il PD allora va bene, e allora l'Italia non andrà molto lontano, no? Se una riforma è giusta, è giusta. Se una riforma sbagliata è sbagliata, ma non è che una riforma giusta diventa sbagliata solo perché l'hanno fatta quelli di destra, non funziona così. Terzo e ultimo aspetto, la questione dell'alta corte disciplinare. Ragazzi, cioè questa è una normale norma di buon senso. Chiunque deve essere responsabile delle proprie azioni. Se l'avvocato sbaglia, paga; se il notaio sbaglia, paga; se il medico sbaglia, paga; se il politico sbaglia, paga; se il giudice sbaglia, non paga. Perché? Perché il CSM ha delle sezioni disciplinari che però tanto sono composte sempre da quelli che hanno eletto e sono stati eletti, quindi no, però io t'ho votato a te e tu adesso mi dai una mano perché mi hanno fatto l'esposto e io però non voglio pagare. E difatti ci sono dei tassi di condanna dei giudici che sono ridicoli, cioè 99,x% periodico di assoluzioni. Non può funzionare così, no? Allora, la giustizia, per essere una giustizia giusta, deve essere una giustizia responsabile. Quindi il magistrato che fa una cazzata deve sapere che la paga, quindi che non può contare sulla copertura delle correnti, sull'amicizia, sulle camarille, eccetera. Quindi è assolutamente normale che ci sia un'alta corte disciplinare che va a punire chi ha sbagliato e così deve essere. Quindi con buona pace della sinistra che abbaia, questa riforma è una riforma sacrosanta, sono anni che se ne parla, l'abbiamo fatta e ora i cittadini, io mi auguro, votino un bel sì grosso come una casa, perché è ora di sistemare finalmente il comparto giustizia. Tutto questo a tacere del fatto che la magistratura, che si è trovata di fatto senza nessuna custodia, ha cominciato a sostituirsi al legislatore, quindi abbiamo quelle belle meraviglie, come avete visto, sentenze che propongono l'adozione gay, sentenze che cancellano la figura del papà o della mamma, sentenze che legittimano l'adozione da parte di 2 donne o addirittura l'anagrafe, la registrazione anagrafica di un bambino con 2 madri e senza padri. Ma anche banalmente, guardiamoci intorno, se secondo voi la giustizia funziona, parliamo del caso Garlasco, parliamo del caso della famiglia Nel Bosco, parliamo dei processi politici a Salvini o a Berlusconi, parliamo della gente condannata a 30 anni di reclusione, come il caso Zanchedo, e dopo 33 anni l'hanno messo fuori, gli hanno detto no scusa ci eravamo sbagliati, parliamo del caso Tortora, ma potremmo parlare anche dei 1000 casi che ogni giorno si consumano nei nostri tribunali di ordinaria ingiustizia. Tutto questo perché? Perché non c'è una responsabilità. E invece vedrete che nel momento in cui il magistrato saprà che c'è una possibilità di una sua scrutinio disciplinare su quello che ha fatto, beh, allora io credo che ci sarà una responsabilizzazione. Come ripeto, è normale buon senso. Quindi rispondiamo alle fandonie della sinistra e anche, cioè in realtà non è una questione destra contro sinistra, perché di fandonie ne ho sentite tante anche da insospettabili, come ho sentito esponenti di sinistra dire cose sacrosante, ci sono molti esponenti di sinistra che votano sì. Quindi facciamo qualcosa di buono per il nostro paese, votiamo sì. Bene, un grazie a Simone Pillon, che è anche avvocato, quindi ha esposto bene le ragioni per cui anche l'Umanitaria Padana è convinta e andrà a votare sì. E abbiamo al telefono il professore Mario Esposito, un costituzionalista. Buongiorno professore. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Bene, un grazie e un costituzionalista è un termine molto importante. Molte volte la gente si intimorisce di fronte a questo termine, ma la Costituzione, che dicono essere la più bella del mondo, noi pensiamo che sia nato in un periodo storico, ma che tutto sommato ci abbia consentito di vivere bene in tutti questi anni, cosa ci dice? Perché la Costituzione, uno che ama, studia la Costituzione, ci consiglia di votare sì? Allora, innanzitutto grazie, sono ben lieto di essere con voi.
il costituzionalista le diceva il nome fa un po' paura. Chiariamo intanto un punto: è stato fatto circolare un comunicato firmato da tanti colleghi, però era un pochino ingannevole, perché diceva i costituzionalisti votano no. Non è vero, ci sono dei costituzionalisti che votano no, ma ci sono anche costituzionalisti come me, e non sono il solo, tutt'altro, che votano sì. Perché sostengo questa riforma? Perché ritengo che questa riforma dia compiuta attuazione a principi costituzionali essenziali per i cittadini, sottolineiamolo, per i cittadini, non come si è detto, perché stiamo assistendo a una campagna di disinformazione impressionante, di propaganda ingannevole, che questa sarebbe una riforma che vorrebbe in definitiva porre al riparo i potenti, no? La politica è indicata come qualcosa di losco, di sporco, che già la dice molto lunga, lo diceva benissimo prima l'amico Simone Pillon, mentre in realtà questa è una riforma a tutela dei cittadini. E mi spiego: nella Costituzione ci sono dei principi cardine essenziali, a parte, e non è poco, il principio democratico, per cui gli organi rappresentativi sono quelli eletti direttamente dal popolo, tanto per essere chiari, ed è a loro che è confidata di fare le grandi scelte attraverso le norme. Ma ci sono principi in materia di giurisdizione che sono importantissimi. Innanzitutto il diritto di agire e difendersi in giudizio. La difesa è un diritto inviolabile. È chiaro che per potersi davvero difendere in giudizio è necessario che il giudice sia in posizione di terzietà, oltre che essere imparziale. L'imparzialità è essenzialmente nella applicazione della legge del Parlamento, aggiungo. La terzietà significa che il giudice che giudica non deve avere rapporti di contiguità con nessuna delle parti. Questo è un cardine assoluto. Poi questo principio ha trovato sviluppo ulteriore nell'articolo 111, che dice con chiarezza che tutti hanno diritto a un giusto processo dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale. Per quanto riguarda la giustizia penale, questo aspetto era stato anticipato a livello di legge ordinaria dal codice di procedura penale di Vassalli. Vassalli ne è stato l'ispiratore, anche con il quale il redattore, insieme anche con altri grandi giuristi come Conso. Vassalli, ricordiamo agli ascoltatori che è un uomo di sinistra, quindi assolutamente con medaglia, Pisapia, tanto che il figlio ha dichiarato, l'ex sindaco di Milano, ha dichiarato che voterà sì. Che vorrà sì, coerentemente, ma essendo peraltro un avvocato penalista, insomma, quindi persone sanno benissimo cosa si vive quotidianamente. La riforma, guardi, io credo sia essenziale dire questo davvero, cioè lo dico con quella è sempre una battuta. Abbiamo letto da tante parti, proveniente dai fronti del no, l'affermazione votiamo no perché dobbiamo proteggere i magistrati dalla politica, sottrarre il controllo alla politica. Bene, se questo è l'obiettivo dobbiamo votare sì, attenzione alla pubblicità ingannevole, bisogna votare sì, non votare no. Spiego: l'indipendenza del giudice è garantita, anzi diciamo l'indipendenza dei magistrati, quindi dei giudici giudicanti e dei magistrati requirenti, del giudice e dei PM, è e deve essere garantita sia nei confronti dell'esterno, quindi non possono subire pressioni, controlli né dall'esecutivo né dal Parlamento. Il Parlamento ha un ruolo particolare perché poi elegge, ci possiamo anche soffermare poi su questo, qual è la ragione. Già nel disegno originario della Costituzione indica dei laici che devono essere presenti nel CSM, ma deve essere anche protetto, e forse ancora di più, internamente, cioè deve essere internamente indipendente, cioè il giudice deve poter giudicare senza essere messo sotto pressione e controllo da organizzazioni di carattere politico che si formino all'interno della magistratura, ed è quello a cui abbiamo assistito in tanti anni di organizzazione del CSM attraverso l'influenza determinante dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, che si è poi divisa in correnti che sono veri e propri partiti politici. Noi li possiamo riconoscere: di sinistra, moderati, Unione per la Costituzione, Magistratura Democratica, che è stata per tanti anni dominante, va bene, e che utilizzando il sistema elettorale, lo diceva molto bene prima Simone Pillon, di composizione del CSM, facevano quello che poi è fisiologico in una campagna elettorale, un vero e proprio una richiesta di voti con una serie di contiguità che si sono prodotte inevitabilmente, e questo ha portato ad una disamministrazione dell'ordine giudiziario, cioè
i giudizi di valutazione sulle carriere, le promozioni, gli spostamenti, eccetera, e essenziale la disciplina sottoposta a valutazioni diverse da quelle di applicazione della legge. Perché qualche altro punto da mettere in ordine. Il CSM si dice un organo di autogoverno, è una parola molto molto equivoca, in realtà è un organo di alta amministrazione. Il CSM deve applicare la legge, sempre la legge del Parlamento, che disciplina la carriera e le sanzioni relative ai giudici. Finora noi abbiamo avuto in questo CSM tanto i giudicanti quanto i requirenti. Ora si capisce bene che per quanto possano essere persone assolutamente corrette, indipendenti, eticamente irreprensibili, tuttavia si creano degli imbarazzi di posizione. E la Corte Costituzionale ha detto che il giudice non deve essere soltanto terzo e imparziale, ma deve anche apparire tale. Bene, se sulle carriere, sulla disciplina, sulle sanzioni disciplinari dei giudici e dei requirenti decide un organo che è composto sia dagli uni sia dagli altri, è evidente che questo crea un'alterazione. Cioè, in altri termini, se la mattina il PM che ha in un processo sostenuto l'accusa, il pomeriggio nel Consiglio giudiziario, che è un organo decentrato del CSM, deve dare valutazioni sul giudice di fronte al quale la mattina ha sostenuto l'accusa, capite bene, è facile capirlo, che questo non garantisce quella serenità e quella indipendenza che è necessaria proprio a quale fine? Al fine di assicurare un servizio di giustizia che sia conforme ai diritti di tutti i cittadini. Questo è il punto vero. Tra l'altro segnalo, spero a beneficio di chi ci ascolta, questa riforma è tanto poco intenzionata a portare i magistrati sotto il controllo della politica, che per la prima volta in Costituzione viene detto con chiarezza che anche il pubblico ministero è un magistrato e anche che il pubblico ministero deve essere garantito nella sua indipendenza, cosa che finora, per chiunque legga la Costituzione nel testo vigente ancora oggi, non era affatto garantita, perché in Costituente si confrontarono voci anche molto diverse. C'era chi sosteneva, grandi costituenti che sostenevano che invece il PM dovesse essere sottoposto al controllo dell'esecutivo, e aveva tutte delle sue ragioni, e quindi si decise di rimettere al legislatore poi negli anni a venire la decisione su come articolare la funzione dei pubblici ministeri. Quindi, qui invece l'articolo 104 nel nuovo testo dice con chiarezza che sia il PM sia il giudicante fanno parte della magistratura, sono magistrati di un unico ordine, ma sono divisi per carriere, sono due carriere distinte, che è una cosa assolutamente civile, che si fa in una gran parte degli ordinamenti civili dell'Occidente, che non soltanto non crea problemi, ma garantisce sia indipendenza verso la politica, sia imparzialità nei confronti dei cittadini. Insomma, ecco. Poi ci sono tutta una serie di altre fandoni, sono state dette, per esempio Travaglio che dice il ministro Nordio ha parlato del PM come avvocato dell'accusa. Allora possiamo tranquillizzarlo: in Germania, che è un paese che si distingue per alto tasso di garanzia dei diritti, i pubblici ministeri sono posti sotto l'esecutivo sia a livello di Länder, quindi diciamo a livello regionale, tra virgolette, sia a livello di federazione, va bene? E sono chiamati avvocati dello Stato, e questo non turba affatto le coscienze dei tedeschi, che ci tengono molto ai loro diritti, anzi viene additata la Germania come un paese dove è molto avanzata la tutela dei diritti dei cittadini. Dunque veramente abbiamo assistito a cose che ne sono venute fuori di tutti i colori. Sul metodo del sorteggio, che è il punto forse più dolente per alcuni signori, il sorteggio non lo vuole chi vuole mantenere ed è stato detto con chiarezza da alcuni magistrati con molta lucidità, di chi vuole mantenere questa tendenza pericolosissima dell'organizzazione magistratuale, per meglio dire delle oligarchie che governano la magistratura, perché poi nelle correnti ci sono naturalmente i capi corrente, una funzione di progressiva sostituzione al legislatore, cioè vogliono loro governare. Qui davvero una questione di democrazia. Loro che sono dei burocrati nel senso tecnico, perché fanno un concorso, entrano in magistratura, dopodiché in base a questa sola legittimazione tecnica vorrebbero invece essere investiti del potere di fare le grandi scelte da contrapporre
a quelle del legislatore, superandole, perché dipende poi da loro l'applicazione della legge. È chiaro che chi ragiona in questi termini vuole conservare il sistema elettorale, proprio come se fosse una sorta di Parlamento che i giudici devono potersi scegliere, nel quale devono scegliere i loro rappresentanti, quindi deve fare ben altra cosa, questo è chiaro, che amministrare carriera e disciplina dei giudici. Quindi il sorteggio cosa fa? Il sorteggio, che è un metodo, peraltro la teoria politica ci insegna, è il metodo forse più democratico, la democrazia ateniese si reggeva tutta sul sorteggio, non fa altro che garantire la precostituzione, diciamo così, di questi dei componenti rispetto alle preferenze che possono avere i giudici, cioè i magistrati non possono scegliere chi applica loro la legge, e poi è quello che abbiamo noi come tutti i cittadini. Non capisco perché noi cittadini non scegliamo, è ovvio, il nostro giudice. Pronto? Sì, io la sento. Pronto? 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 Professore? Mi sente? Io la sento benissimo. Pronto? Pronto? Mi sente? Pronto? Massimo, Pronto? noi la sentiamo. Sì, d'accordo. Sì, io sento, Pronto? Massimo, provi a parlare perché noi la sentivamo. Sì, ma io vi sento benissimo. Sara, vuole intervenire lei? Ok, si tolga il muto anche lei. Sì, ok. Sì, Massimo, non ha il microfono attivo. Ecco, adesso sì, adesso sei in trasmissione. Bene, io ringrazio il professore Esposito, mi scuso per quest'ultimo periodo. Mi sembra che i costituzionalisti oggi abbiano guadagnato dei punti perché hanno spiegato bene le ragioni per cui anche noi aderiamo a questa richiesta di voto. Darei ora però la parola a Sara. Grazie a voi. Per una... Grazie professore. Grazie professore, per una dovuto ricordo e omaggio a Umberto Bossi. Va bene, cari ascoltatori di Radio Libertà, ho chiesto proprio di poter avere 10 minuti perché credo che sia assolutamente doveroso da parte dell'umanitaria padana dare un tributo di onore al grande Umberto Bossi, e questo è da parte nostra assolutamente doveroso per molte ragioni. Primo, perché l'umanitaria padana nacque su sua ispirazione, e poi perché lui non ha mai smesso, fino agli ultimi giorni della sua vita, di interessarsi della nostra attività in aiuto dei popoli. Anche nell'ultimo mese lui ha voluto sapere cosa stessimo facendo in Africa. Non ha mai smesso di essere realmente, non strumentalmente, interessato all'aiutare i popoli a casa loro. E quindi è assolutamente doveroso da parte nostra. Io ho pochi minuti, però spero di poter dire pochi elementi, ma che vi aiutino a inquadrare il nostro dolore, certamente, ma ancor più del dolore è il senso di riconoscenza profonda verso quest'uomo e la grande speranza e il grande senso di riconoscimento di una grandezza che siamo convinti anche dopo questa vita non solo ha lasciato un passaggio importante nella storia, a livello nella storia così dei tempi, della politica, della società, dei valori, eccetera, ma è un qualcosa che anche, a mio avviso, ha sempre avuto anche un che di provvidenziale, per cui in questo passaggio ci troveremo domenica al monastero di Pontida, proprio qui vicino, qui in Val San Martino, a commemorare quest'uomo e ad affidarlo al Signore e alla Madonna, che soprattutto
con la sua malattia eccetera gli è sempre stata molto vicina e lui è stato vicino a lei. Quindi cosa devo dire? Umberto Bossi è stato mosso dall'inizio e da sempre, soprattutto se dovessimo condensare qual era il suo obiettivo di tutto, io lo identificherei nella parola libertà, e in particolare libertà dei popoli, perché lui ha sempre tutto quello, poi gli strumenti potevano essere diversi a seconda delle circostanze, delle tattiche, del tempo che si passava, ma l'obiettivo di tutto cos'era? La libertà dei popoli rispetto ai poteri che vanno al di sopra dei popoli, quindi lo Stato, lui parlava molto contro lo Stato leviatano di Hobbes, quindi lo Stato dirigista, lo Stato totalitario, lo Stato che schiaccia i popoli, che si ritiene padrone delle libertà dei singoli, lo Stato che porta via i figli alle famiglie, che tratta le persone come schiavi, come strumento del sistema. Quindi al centro c'erano i popoli, non declinato al singolare come fa la sinistra, cioè il popolo, o come in termini postmoderni dicono la moltitudine, no? Citando Toni Negri, non come un qualcosa di indistinto in termini classisti, ma i popoli come insieme anche spirituale, di tradizione, di identità, proprio i popoli come un qualcosa di originario, come la persona umana. Ci sono anche i popoli, e come la famiglia, che lui ha sempre difeso nella stessa logica, perché rappresentano le cellule fondamentali, le realtà identitarie fondamentali in cui le persone non sono sole, non sono fragili in mano al sistema dei poteri forti. Per questa libertà dei popoli lui ha agito sul piano politico, e questo, diciamo, prescinde dal discorso di umanitaria padana. Ma a un certo punto Umberto Bossi ebbe una veramente intuizione straordinaria. Parlo intorno alla metà degli anni 90, iniziò intorno al 95-96 a dire: noi parliamo di tanti ideali e tanti valori, e cerchiamo di svilupparli sul piano politico, di portarli a Roma, di realizzarli. Però gli dice: in realtà esiste un livello in cui i valori, se sono veri, devono procedere prima ancora della politica, devono essere prepolitici, perché devono esserci nella società, perché quello che fa la politica calato dall'alto non funziona se non è incarnato nella società. E allora ebbe questa grande intuizione di dar vita a quello che chiamò l'associazionismo padano, cioè di dire: tutte le persone che mi seguono non si dia da fare solo nella politica, se hanno la voglia di fare volontariato, creino anche associazioni che siano libere dalla politica, che coinvolgano anche persone di tutti i partiti, ma dove si incarnino realmente quei valori che proponiamo. Quindi devono essere associazioni completamente scollegate dai partiti, completamente scollegati da delle visioni ideologiche, ma devono essere fortemente ancorate dagli ideali. E ne disse molti, ok? Molti erano collegati ad aspetti territoriali, proprio perché il territorio è un'altra cosa, che la comunità di base è un'altra cosa che, come la famiglia, come il popolo, la comunità, difende il singolo, difende le persone dallo strapotere dei poteri alti, dallo Stato, poi è diventato anche il superstato europeo, poi la grande finanza, tutti i temi che lui trattava. Ma nell'associazionismo, tra i vari ideali, ne disse molti. Io mi ricordo che a quell'epoca, parliamo di metà anni 90, proprio perché era avanti anni luce, lui aveva due temi di cui a quell'epoca non parlava nessuno. Uno era la difesa dei bambini. La frase
ci sono dei manifesti, a quell'epoca facevamo, la prima associazione che nacque fu l'Associazione Donne Padane, e io ricordo che con quell'associazione facevamo dei convegni e sul manifesto c'era questa frase che campeggiava: giù le mani dai bambini, giù le mani dai bambini. La disse Bossi, la disse perché c'erano le aggressioni anche ideologiche verso i bambini e anche a cercare di scardinare quella che era l'equilibrio dei bambini, iniziò proprio in quegli anni, ad esempio con le adozioni gay. Poi ci fu la battaglia della fecondazione eterologa. Lui disse sempre una cosa: i bambini hanno diritto ad avere un papà e una mamma. Lo Stato, il superstato europeo, la grande finanza vogliono scardinare la famiglia, perché se e vogliono scardinare il collegamento tra genitorialità e generazione, perché lui vedeva molto avanti. Oggi con le tecnologie teoricamente i bambini si possono produrre in laboratorio, in Cina ci sono già gli esperimenti degli uteri artificiali, hanno già fatto degli animali in questo modo. Lui lo vedeva un mondo in cui l'essere umano scardinato dalla famiglia e dalla genitorialità è un prodotto del sistema, e se un prodotto è uno schiavo. E qui torniamo sempre che se si deve difendere la libertà dei popoli bisogna difendere i bambini, bisogna difendere la famiglia, bisogna difendere i genitori e la potestà dei genitori. E poi disse, e da lì io crea quel comitato che si chiamava Procrea, Proteggere, Crescere con Amore, con cui Bossi ha anche difesa, ad esempio, dalle aggressioni televisive i bambini quando c'erano delle trasmissioni particolarmente contro di loro. Ma poi la grande frase che disse è: aiutiamo i popoli a casa loro, perché l'altro tema era quello delle migrazioni forzate e delle guerre che portavano alle migrazioni forzate, perché anche lì scardiniamo i popoli, portiamoli via dalle loro terre, creiamo la loro fragilità sempre per i poteri forti. Allora lui cosa disse? Pace. Mi ricordo nel 99 lui si scagliò, perdendo anche un sacco di voti, contro quell'intervento incostituzionale fatto da D'Alema, Mattarella, con i bombardamenti in Serbia. Oggi tutti riconoscono che lui aveva ragione, ma a quell'epoca tutti gli diedero contro. Ma lui combatté queste guerre imperialiste che creavano immigrazioni forzate. Diceva: non bisogna spostare le masse in Europa, ma bisogna semmai aiutare con una cooperazione vera, però non di ladrocinio come ce n'è stata in tante, vera, per aiutare i popoli a casa loro, aiutarli ad aiutarsi. E così nel 99 nacque l'Umanitaria Padana Onlus, e il primo intervento che fu fatto dall'Umanitaria Padana Onlus fu proprio in Serbia a portare 2 tir di medicinali a Novi Sad, alla Croce Rossa di Novi Sad, per i bambini colpiti dalla guerra. Vorrei, visto che mi dicono che il nostro tempo si sta esaurendo, vorrei dire l'ultimo punto. Abbiamo detto la cooperazione, quella vera, aiutare l'Africa. Lui ci teneva tantissimo, e realmente, perché era anche un uomo generoso, totalmente, chi l'ha conosciuto lo sa, era la persona proprio zero razzismo. Gli attacchi di questi giorni sono beceri, vergognosi. Chiunque può andare, io ho pubblicato 2 video, ce ne sono tantissimi, però 2 abbastanza esemplificativi di quello che sto dicendo, dell'amore di Bossi per tutti i popoli, dell'amicizia, della solidarietà vera, e la pace e i bambini. Dico l'ultima cosa: i cristiani perseguitati. Negli ultimi anni noi ci occupiamo molto di cristiani perseguitati. Ebbene, quando il ministro pakistano Shahbaz Bhatti fu trucidato, proprio martirizzato in odio della fede, e anche per quello che lui faceva in difesa delle minoranze del Pakistan, in particolare dei cristiani, il primo evento di commemorazione di quel martirio lo organizzò l'Umanitaria Padana insieme all'Associazione Pakistani Cristiani in Italia. Lo organizzò a Milano, all'Angelicum, e Bossi, che pure era già malato eccetera, venne anche Salvini. Ci furono tutte e 2 in quella circostanza. Bossi era il segretario della Lega e lui venne a rendere tributo e onore a Shahbaz Bhatti, un politico che è morto come martire per gli ideali di libertà, in questo caso di libertà religiosa. Ma in qualche modo io vedo anche in Umberto Bossi l'esempio di un uomo politico che ha dedicato la vita
fino a sacrificare se stesso, anche la propria salute, eccetera, in nome di grandi ideali, in nome della difesa dei popoli. Non parliamo della fragilità come può essere i cristiani nel mondo musulmano, quindi una minoranza, ma in generale lui capiva la fragilità dei popoli e delle persone oggi di fronte agli strapoteri, i grandi poteri forti che ci sono nel mondo. Ecco, io questo dovevo, perché per me se n'è andato un padre, un amico, un capo, una persona che ci ha dato tantissimo e che mai, mai, mai ha smesso di preoccuparsi veramente di quello che stessimo facendo, perché era contento che noi aiutassimo i popoli a casa loro, li aiutassimo ad aiutarsi e costruissimo insieme la pace, che sono i moti dell'umanitaria padana. Ma tutto questo fu ispirato da un grand'uomo che si chiama perché grazie a Dio viviamo in eterno, Umberto Bossi. Avete ascoltato Umanitaria Padana